Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Esperto di Calciomercato, Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pre-partita di Napoli-Atalanta, dove vi andrò a consigliare dove no a consigliare, dove vi andrò a dire il mio pronostico, già sapete, come vi ho detto nel video di ieri, dei pronostici. A proposito, andate a recuperarlo, andate a vedere. Vi spiegherò come la vedo la partita del Napoli, come mi immagino che sarà. Allora, comunque, piccola premessa, non usciranno per questa giornata il Fanta Batman, non uscirà per questa giornata. Uscirà direttamente dalla prossima. Allora, partiamo con la formazione del Napoli. Ieri è arrivata una notizia da Sky Sport, cioè quella sul probabile modulo che il Napoli potesse usare nella partita di stasera. A livello di giocatori che il Napoli ha, ci può pure stare, il modulo. Non vedo cose diverse perché avendo pochi centrocampisti, solo questo modulo potevi usare. Però vabbè. Allora, modulo abbiamo 3-4-3 per il Napoli, Savic a porta, come i tre difensori, Rachmani, Juan Jesus e Alessandro Bongiorno. Poi come terzini che poi si vanno ad abbassare, cioè i due esterni di centrocampo che poi si vanno ad abbassare a terzini, sono Di Lorenzo e Gutierrez, che è calciatore spagnolo al momento lo vedo molto più, diciamo, tra virgolette, pronto rispetto a un Spinazzola o ad un Oliveira che non sta più giocando, non sta più giocando da 3-4 settimane che non sta giocando. Boh. Però vabbè, i due centrocampisti, gli unici adatti che abbiamo sono Lobotka e McTominay. Scott McTominay che qualche giorno fa ha fatto una bellissima rovesciata superata di 18 cm, quella di Cristiano Ronaldo contro la Juventus quando stava al Real. Mamma mia, bellissimo io. Che ha battuto proprio la Danimarca di Ålund. Vabbè. Poi abbiamo Politano come esterno d'attacco, quindi ala. Poi Højlund come punta, attaccante. E David Neres come altro esterno d'attacco. Poi guardate, non vi nascondo che Antonio Conte potrebbe darci una sorpresa e far giocare Noah Lang dal primo minuto, eh. Però io al momento vedo molto più pronto a livello di preparazione atletica Davide Neres. Ehm, Come vi ho detto, ora passiamo all'analisi del match. Come vi ho detto nel video di ieri, la partita tra Napoli e Atalanta o finirà con un pari, con un 0-0, oppure finirà con un 2-0 per il Napoli. Segnerà sia Scott McTominay che Rasmus Højlund. Allora, secondo me sarà, se in caso finisse come in pareggio, a prescindere dal risultato, sarà una partita tosta. In ballo ci sono 3 punti molto pesanti. Uno, da una parte una squadra che vuole il primo posto, deve sognare, ha tutto il diritto di sognare il quinto scudetto,
e dall'altra parte una squadra che deve, col nuovo allenatore Raffaele Palladino, deve recuperare eh, posti in classifica, punti in classifica, essendo tredicesima, quattordicesima, da tredicesima a quattordicesima deve almeno diciamo raggiungere l'obiettivo di arrivare minimo quarta, minimo in Champions League deve arrivare, secondo me l'Atalanta, poi minimo va arrivare in Europa League, però vabbè. In caso di vittoria del Napoli per 2-0, ma a prescindere da 2-0, 3-0, 4-0, sarà una partita dominata. Se il Napoli la andrà a vincere con più di un gol di scarto. In caso di vittoria con un gol di scarto, quindi tipo con 1-0, per farvi capire, oppure per esempio con un 2-1, sarà una partita molto sudata e lottata. E lottata. Che però il Napoli l'andrà a spuntare, ma giusto giusto di poco, non di tanto, non di tanto, l'andrà a sforare, tra virgolette. Va bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!